oggi, ripeto, ci stiamo affacciando a un momento in cui ci sarà una molto probabile crisi o molto probabile recessione, siamo già in recessione tecnica ma recessione seria, una contrazione dei mercati e dei consumi, quindi è un momento in cui c'è bisogno del dialogo, perché come abbiamo detto, guardate che siamo in difficoltà, rischia di peggiorare, stiamo peggiorando, mettiamo anche che noi non avessimo avuto ragione, oggi il problema diventa molto più grave, per cui da una parte io consiglio agli imprenditori di crearsi le proprie riserve nell'affrontare il prossimo periodo, perché non si sa da che parte andremo, per cui affrontate il prossimo futuro sapendo che ci potrà essere una contrazione, quindi quando voi sceglierete i vostri investimenti, quando voi sceglierete l'atteggiamento da prendere verso dove e come investire il vostro denaro, tenete conto di questa possibilità, non rischiate troppo. Dall'altra parte diciamo al governo è il momento di fare squadra, è il momento di capire come affrontare bene e insieme questo momento. Non pensiamo solo a logiche di brevissimo termine, abbiamo bisogno di prendere il toro per le corna prima che sia troppo tardi. Poi se ci stiamo sbagliando, l'economia va bene, avremo creato extra riserve, lo usiamo, ma non facciamo un mutuo adesso, non facciamo un leasing adesso. È un appello forte da lei agli altri imprenditori. Ma non sto andando contro a qualcuno, io sto chiedendo, sto tendendo la mano e dicendo per favore cerchiamo di anticipare una situazione che se l'anticipiamo ci farà meno male, se non l'anticipiamo ci farà molto male.